Scopelliti è l'unico felice, si alza dalla sedia, sta ballando. No, se ci fosse la musica ballerebbe anche la baciata da solo, perché è contentissimo di quello, delle ultime affermazioni. Dennis, novità dal web, i messaggi, poi andiamo da Bertin e da Mason. Vai. Sì, andiamo subito con i messaggi, direi, perché i nostri telespettatori sono da un po', insomma, che attendono, e quindi diamo giustamente spazio anche a loro. Questo ovviamente, come potete vedere, è arrivato un po' di tempo fa, grazie al senatore questore Antonio De Poli, che in questi anni ha tagliato oltre 280 milioni di spese, scrive un telespettatore. Poi ancora andiamo a leggere un altro messaggio che ci arriva dai nostri telespettatori: finalmente al governo uno che ha cervello, gli altri parole, parole e basta. E questo è Claudio che ci manda questo messaggio. Poi ancora una domanda per Pietro Bean: non trova notevole che un giovane politico sia contento di una soluzione tecnica che in un momento così grave avrebbe bisogno proprio di risposte politiche? Poi potrà giustamente rispondere. E andiamo avanti con il quarto e ultimo messaggio di questa serie, così poi diamo spazio anche ai nostri ospiti. Le banche torneranno a fare l'interesse dei cittadini, si chiede un telespettatore. Le banche ora si sono perse interessi e tasse che non ritornano. Per dover di cronaca, mi diceva Dennis durante la pubblicità, sono arrivati moltissimi messaggi e parecchi con insulti ai vari partiti. Ovviamente noi non li mandiamo in onda, perché i messaggi offensivi non li mandiamo in onda, uno perché non ci sembra sia giusto, eventualmente la persona può telefonare e parlare, ma non mandare messaggi offensivi nei confronti delle persone senza firmarsi. Detto questo, ritorno, chiedo ancora scusa Patrizio, però era giusto capire un attimino la situazione. Adesso assieme l'abbiamo capita, forse abbiamo capito che il governo, molto probabilmente così, dico, fino a un attimo fa no, dopo un attimo vede com'è la politica qui in Italia, molto probabilmente crescerà. Ecco, ovviamente i commercianti, le aziende, le attività produttive dell'Italia hanno bisogno che nasca un governo solido, forte, che soddisfi le loro esigenze. Ecco, la Confcommercio e la vostra rappresentante ovviamente avrà un incontro col governo, parlerà, cosa chiederà, e poi andremo anche da Mason. Sì, prima aspettiamo il governo e dopo andremo a parlare. Cioè, ha ragione che lei. In questo momento, però quello che è emerso anche questa sera da questo dibattito è emerso che noi che facciamo impresa dobbiamo essere spaventati, perché la situazione è drammatica, la situazione è veramente drammatica. Quando non ci sarà più il blocco dei licenziamenti, saranno 1 milione di persone, stimate 1 milione di persone saranno licenziate, ma saranno le imprese anche quelle che chiuderanno, saranno anche imprese grandi, perché tutta la filiera che ormai è stata intaccata non è più solo il commercio o il barista o il ristorante, è l'intera filiera. Perché? Perché in questa pandemia sono cambiati gli usi, i costumi, i modi. La gente oggi che si può andare anche al bar a mangiare il ristoro di pranzo, la gente no, si porta ancora da casa il pranzo. È cambiato tutto, sono cambiati i modi anche di fare acquisti. Ormai vediamo. E quindi? Allora in questa situazione drammatica. Era già cambiato con l'e-commerce un po', Ma va bene, ma questo ha peggiorato la situazione. Il commercio stava sparendo. E in questa situazione drammatica, dove che se non c'è un governo solido che ti dà le direttive di come comportarti, noi stiamo ancora aspettando i sussidi di Natale, stanno ancora forse discutendo, forse si sono dimenticati, hanno detto beh tanto i commercianti non si ricordano più, andiamo oltre, ma le banche, noi siamo i soggetti a rischio, le banche a noi non danno più soldi. Al commercio non danno più, non ti puoi neanche più affacciare alle banche. E questa realtà la politica la sta esaminando, perché il Paese crollerà su se stesso se non si comincerà a fare qualcosa seriamente per pensare alla ripartenza. Ormai i vaccini, vediamo il disastro sui vaccini, non ne parliamo, arrivano, non arrivano, adesso vaccinano gli ottantenni, non si sa, non si capisce più niente, tanto discutiamo delle primule, dei banchi a rotelle e via barcamenando. 4 miliardi e 200 mila euro sul cashback che a lei piace, ok? Io non discuto, perché quello ormai, la moneta elettronica è il futuro, non è quello il fatto. È che serviva adesso fare la lotteria dei scontrini, cioè ci mettiamo a giocare, okay, e a fare queste barzellette
perché un negozio deve spendere 350.000 euro per adattare il registratore cassa per fare la lotteria di sconti. 350 euro. Non 350.000. 3,50 proprio stamattina fresca. Dai, va bene, abbiamo capito che era 3,50. Mi creda perché mi sono informato. Patrizio Martino, quindi dico, era il momento. Sì, va bene, scusami, va bene, hai capito. Hai capito, sì. insomma, scusatemi, forse è il la cosa momento più che mi sta. non è quella. Sei abituato a quelle cifre. Sembrava il momento questo di fare tutta questa, cioè di metterci a giocare. E quando c'è una preoccupazione oggettiva di tenere vive le imprese. Patrizio, scusa. Lasci finire. No, interloghiamo. 10 secondi. Perché siete responsabili voi di quello che sta accadendo. No, ma scusa, Giorgio, per spiegargli che ieri ho comprato una camicia in negozio, anziché ordinarla su Amazon, per fare la lotteria dello scontrino. Va bene, Ok. stiamo fermando su una cosa. No, per dirti che questo sono andato da un commerciante padovano, potevo comprarla di meno ma su questo Amazon. sarebbe il sistema per dire a uno non comprare su Amazon. Io invece dico Amazon gli fai pagare le tasse come le paghiamo noi e non fargli pagare il 3%, ma gli fai pagare il 50% o il 70%. Questo è quello che dovevo fare. Mi dispiace che l'intervento suo, con tutto il rispetto che ho nei suoi confronti, sia soffermato sulla camicia che lei ha acquistato tramite il cashback. Non è quello il problema, è il problema che questo governo non ha dato i soldi e quello che doveva dare alle persone che sono in difficoltà per via della pandemia. Questo è un problema da affrontare, non la camicia presa al cashback, l'euro, il 2 euro, cosa vuole che cambia. Il problema è che questo governo ha messo in difficoltà per colpa, non per colpa ovviamente è stata la pandemia, una cosa ovviamente che nessuno mai avrebbe pensato, però non è stato un governo all'altezza della situazione, su questo bisogna riconoscerlo. Questo governo ha distribuito 26 miliardi. È questo da rispondere, dai. Era meglio un governo della Lega come in Lombardia. No, fermo. No, voglio dire, la Lombardia è stato un caso fantastico. Non sto dicendo che è meglio. Oggi io guardo chi ha il governo. Il governo, che è stato il governo formato da PD, Movimento 5 Stelle e Renzi, non ha soddisfatto le esigenze e le necessità del popolo italiano. Punto. Se era il governo, il centrodestra avrebbe detto la stessa cosa. Io prendo chi è il governo. Punto. Ma io non sono d'accordo. Posso finire anche un altro concetto che mi sta preoccupando in questi giorni, perché quelli che stanno chiudendo i negozi sono quelli che hanno tenuto duro per aspettare i sussidi che non arriveranno mai. Beh, sono arrivati a qualcuno, insomma, adesso non qualcuno sono arrivati come poi? Al 99,2% delle scusi, persone. Ha ragione, scusi. Sono arrivati. A qualcuno è arrivato, dai. I sussidi di Natale non sono arrivati, intanto. Va bene, non importa, arriveranno, non arriveranno. Beh, le dico per esempio, però dico che quelli che hanno tenuto aperto fino adesso hanno tenuto aperto con la speranza di prendere i soldini per andare avanti. Come dicevo, siamo a rischio, le banche non danno più soldi. Quelli che chiudono non apriranno più. Non apriranno più, ma sono famiglie che sono sulla strada, perché quelli non hanno più speranza di rimettersi nel mercato di lavoro. E quindi cosa chiede? Ecco, cosa chiede Bertin? Bertin chiederebbe un solido governo che possa attraversare questa pandemia e uscire velocemente da questa pandemia per dare speranza, per dare luce. Adesso abbiamo aperto da una settimana, siamo andati in zona gialla, mi chiedono siete contenti di essere nella zona gialla? Io ho fatto l'esempio del bastone, se tutti i giorni mi dai 100 bastonate, quel giorno che me ne dai 50 sono contento, sì ho risparmiato 50 bastonate, ma sono sempre bastonate che ho preso. È stato chiarissimo questo paragone. Mason, mi dà un po' di numeri, Mason, dalla CGA di Mestre. Sì, alzi l'audio però, alzi l'audio, accenda l'audio, vi dimenticate sempre l'audio. A posto, la sentiamo. No, la sentivamo. La sentivamo. Ecco, allora adesso mi sentite? Benissimo, prego. Perfetto. Allora, alcuni numeri nuovi, recentissimi per capire. Allora, intanto diciamo che il PIL italiano va a meno 9%. Neanche la crisi dei debiti sovrani e la crisi del 2008, 2011 e 2012 è arrivata a tanto. Questo è il primo dato. Ma si dice è andata meglio di quello che si pensava, perché all'inizio si pensava a un meno 9,6, adesso siamo a un meno 8,8, per la verità l'FMI dice 9,3, non importa, non è questo il punto, meno 9%. 2. Il Veneto per quanto riguarda il PIL è messo un po' peggio del resto d'Italia. Questo è un altro punto importante. Siamo a circa
0,3-0,4% peggio dell'Italia. Secondo elemento di preoccupazione, al 31/12/2020 turismo, la media impresa, turismo e piccola media impresa italiano viaggia intorno al 160% del PIL, cioè abbiamo 160 euro di debito a fronte di 100 euro di produzione di ricchezza. Eravamo a 134 un anno fa, 31 dicembre 2019, è esploso. Vuol dire che ogni cittadino italiano oggi, anche quelli appena nati, hanno circa 54, diciamo 55 per fare conto tondo, 55.000 euro di debito. Altro elemento di preoccupazione. Io stavo seguendo con molta attenzione il Presidente Berlusconi, che ha toccato all'inizio del suo intervento due punti che mi permetto di sostenerli con un dato. Noi abbiamo esaminato con attenzione e cercato di raccogliere tutti gli elementi conoscitivi sul tema della occupazione, non della disoccupazione. La disoccupazione crea costo, crea spesa sociale, legittima, moralmente, eticamente positiva. Attenti, io da uno che guarda l'economia, che guarda la ricchezza del paese, guardo l'occupazione. Bene, l'occupazione a fine dicembre 2020 è calata di circa 444.000 posti rispetto al 31 dicembre 2019. Vuol dire circa il 2% in meno rispetto ai 23 milioni circa di occupati in Italia. E fin qua, diciamo, 2% forse non è neanche la peggiore delle situazioni, fra il blocco dei licenziamenti, fra la cassa integrazione, fra questo e fra quello, abbiamo a oggi tenuto duro, non so dal 1° aprile. Ma all'interno di questo, e vengo a sostenere quanto detto dal Presidente, opportunamente dal Presidente Bertin, noi dobbiamo andare a vedere chi sono questi occupati in meno. Bene, allora, sono 444.000 in Italia e sono circa 40.000 nel Veneto, 36-37.000 nel Veneto. Attenti però, vado dentro, abbiamo su 4 occupati in meno, 3 sono lavoratori indipendenti, 1 è il lavoratore dipendente. Questo in Italia. Nel Veneto, e qui lancio il messaggio molto preoccupato, nel Veneto la situazione è decisamente peggiore, perché nel Veneto abbiamo ogni 6 occupati in meno, 1 è lavoratore dipendente e 5 sono lavoratori i cosiddetti indipendenti. Dentro ci sono artigiani, commercianti, ristoratori, trasportatori, liberi professionisti. Qual è il messaggio che ricavo? E quindi a conferma del Presidente Bertin. Il messaggio che dobbiamo ricavare è: o ci preoccupiamo di rimettere nel campo dell'economia e dello sviluppo il lavoro indipendente, o noi, proprio noi, Veneto, Nord-Est, abbiamo finito la nostra corsa. Perfetto. Cioè è un elemento questo che non è solo economico, è anche, di benessere sociale. Ha dato dei numeri drammatici. Allora stavo rispondendo perché questa è la verità. E quindi come si potrà risolvere questo governo, come potrà risolvere questa situazione che dai numeri che abbiamo sentito sono numeri veri, è drammatica. Come si potrà risolvere, Lorenzoni? Beh, a tutti, perché vedo, sì, tanto però la maggior parte hanno lo stipendio statale, sono sicuri, i professori, la maggior parte è così, come dire, io sto ai dati, i numeri che ha detto Manzoni, cioè mica me li invento io, la maggior parte è il posto tranquillo, o nei comuni, o gli insegnanti, o tant'altro, quindi quello non hanno problemi, da quello che mi ha detto sono tutti privati, quelli che hanno aziende proprie che sono in difficoltà. Io sto ai numeri che ha detto, quindi come si risolverà questo problema? Innanzitutto sì, i dati sono impressionanti, però è chiaro che con il blocco dei licenziamenti ma tra 3 mesi terminerà. Appunto, infatti è ancora più grave il dato che ci ha presentato Manzoni. Ancora più grave, giusto. Però ecco, me l'aspettavo che ci fosse questo squilibrio, ma qui sta proprio la necessità di avere un governo che abbia visione. Io credo che l'Europa abbia dato delle indicazioni chiarissime. A me, io sono vicino veramente, mi lasci finire. Sì. Io sono vicino, è un dramma quello che stiamo vivendo, questa trasformazione, ma è una trasformazione che non è reversibile, per cui tanti dei lavori che sono stati persi non torneranno mai più.
perché è cambiato il modo in cui io consumo, in cui ciascuno di noi consuma, in cui ciascuno di noi organizza il proprio tempo. Allora Lorenzoni, pensiamo ad ammortizzatori sociali anche per i lavoratori indipendenti. Ma è quello che stiamo facendo, facciamo in manovra finanziaria. Tutti i ristori che sono stati dati, però finisco molto velocemente. L'Europa ha dato delle indicazioni molto chiare. La gestione degli ecosistemi, i lavori pubblici, la decarbonizzazione dell'economia crea un sacco di occupazione diversa da quella che avevamo nel passato, ma stabile nel lungo periodo. Sì, però, la trasformazione del sistema energetico... è vero, ho capito cosa vuoi dire. Ma voglio dire, creiamo tantissimi lavori. Ricordati che la nostra ricchezza sono sempre state le piccole e medie imprese. Ma certo, se perdiamo questo valore qua, hai voglia tu di rimettere in moto piccola e media impresa, ti parlo del settore... No, non ho voglia. Completo il suo nel ragionamento, perché la cosa più importante credo sia, oltre a quello che dite voi, che la ragione è la burocrazia, perché siccome io sento dire che al governo ci sono molti soldi disponibili, direttore, mi lasci finire, nel settore dell'energia che conosco bene non c'è abbastanza gente. Cioè, ingegneri a me ne chiedono più di quanti io ne possa ma l'energia a cosa serve? Per darla a chi produce, ma se non c'è chi produce... Ma non è vero perché noi dobbiamo rimpiazzare tutta una serie di generazione basata sui fossili che ci piaccia o non ci piaccia non possiamo più permetterci, dobbiamo trasformarla, ma dobbiamo trasformare il ciclo dei rifiuti, dobbiamo trasformare il modo in cui impacchettiamo le merci, tutto questo crea lavoro, ma serve un governo che abbia le idee chiare e che dia le priorità e che non metta i soldi sull'Alitalia. Lorenzoni, mi scusi se ma lascio finire, non la voglio dire. No, ha capito. Aggiungo quello che dice, perché lei, dite tutte cose corrette e giuste, però è l'urgenza, servono oggi, nessun ragionamento, è un ragionamento programmatico. No, ma non è vero. È un ragionamento. Oggi c'è bisogno di economia e di soldi. Oggi c'è bisogno di economia. Le dico, la norma che ha fatto il governo Conte sulle comunità energetiche crea economia oggi, non domani. Volevo terminare la domanda. Chi va al governo? La prima ma sta dicendo delle cose che non sono corrette. Vado a poi lei risponderà. Vado a sodo. Io mi auguro, se Draghi farà il governo, mi auguro che le persone che decideranno le future sorti dell'Italia tolgano la cosa più importante e che riguardino la burocrazia, perché se abbiamo tanti soldi per fare dei lavori in Italia e sono fermi perché qualcuno ha paura che ecco, mi piacerebbe che la politica futura guardasse con molta attenzione prima la burocrazia, perché se non guarda la burocrazia... Ma guardi che nel piano nazionale di resistenza e resilienza ci sono 45 miliardi per la trasformazione digitale. Sì, io sento Lorenzoni parlare 45 miliardi, poi le aziende muoiono, non hanno neanche un euro. Io sento parlare così, artigiano, commerciante, è così, lo metto a fare il digitale, cioè non lo sa fare, dobbiamo riconvertire un sistema completamente legato alla generazioni può essere utile. No, ma per questa Patrizio, fare le comunità energetiche, ripensare le filiere produttive alla luce della decarbonizzaone, crea occupazione oggi. Questo è il tuo pane, quindi lo mastichi bene, però... lei vede il futuro in un modo che... teniamo viva l'Alitalia, teniamo viva l'Alitalia. No, ma è visibile, mi spiego. Ma qual è il problema? Lei mi sta dicendo teniamo viva l'Alitalia. No, non sono d'accordo. No, io sono d'accordo con lei, che il futuro è quello che dice lei. Io ho un'altra preoccupazione, che oggi la gente muore da fame e i soldi bisogna darli domani mattina, non fra un mese. Quanto ha dato finora il governo? Il governo quanto ha dato i ristori? Forse lo sa Amazon, chiedo aiuto a Amazon perché tanti non l'hanno ancora ricevuto. Alcuni non l'hanno ricevuto, ma quanti sono stati dati? Come le alle cosiddette partite IVA, uso un termine che comprende tanto, hanno stanziato, concetto diverso, stanziato, non erogato, 29 miliardi. Una cifra significativa, è vero. Perché? Attenti però. Un conto è dirli e un conto è darli. Ecco, dimmi sulle comunità montane quanti soldi hanno già ricevuto. Questo non te lo so dire purtroppo, Presidente, ti chiedo scusa. No, neanche uno. Chiedo scusa, ha detto uno. Stanziati, ha detto bene Mason che saluto. Sono stanziati, ma non hanno ricevuto i soldi. 26,2, lo so io. Ma non sanno. 29 stanziati, 26,2 corrisposti. Lasciatelo parlare. Attenti che le nostre piccole imprese, per piccole imprese intendo artigiani, commercianti, liberi professionisti, hanno ricevuto i 600 euro iniziali previsti a marzo e erogati a maggio. Poi hanno ricevuto 1.000 euro previsti a maggio col ristoro numero 2, adesso non mi ricordo se il 2 o il 3, comunque stanziati a maggio e avuti a ottobre.
se andiamo avanti così, guarda che al massimo chi ha 20 dipendenti, un albergo con 20 dipendenti chiuso ha ricevuto 4.000 euro. In tutto. Ma guarda, io volevo solo capire che io nella programmazione che dicono sono d'accordo, però io ho il terrore, ho paura che oggi, come diceva prima, ci sono famiglie che sono sulla strada e che domani mattina devono mangiare un pezzo di pane. Questa è la preoccupazione. Il futuro ha ragione, il futuro è necessario. Sono d'accordo con lei, Lorenzoni, sono perfettamente d'accordo, ma oggi è la burocrazia che non prevede di dare subito soldi. Scusami, direttore, ma si aveva dato soldi così velocemente. Se guardiamo bene anche la nostra grande energia è anche il turismo, no? È un valore importantissimo per il nostro territorio. È determinante. Tu sai cosa costa tenere un albergo in questo momento in montagna, perché devi tenere il riscaldamento acceso, è chiuso, un albergo chiuso, cosa costa al giorno? Costa dappertutto le manutenzioni, anche al mare. Sì, ma in montagna devi anche tenere il riscaldamento, l'IMU e questo, non ce la fanno più. Io chiedevo solo, mi auguro che il governo, davvero che il governo, il futuro governo, guardi con molta attenzione la parte burocrazia, perché dopo quello che dicono, cioè condivido, il mondo sta cambiando. Più che la burocrazia, secondo me bisognerebbe intervenire ancora di più di quello che si è fatto sul costo del lavoro, che è la cosa più importante secondo me da questo punto di vista. Comunque su provvedimenti immediati e non di programmazione, fermo restando che la programmazione è fondamentale perché abbiamo 209 miliardi da spendere che possono tratteggiare il futuro della mia generazione ma anche di tutto il paese, e quindi è una priorità avere un governo che sappia gestire questi fondi e che dia continuità anche al lavoro che è stato fatto fino adesso. Ci sono comunque degli interventi che vanno presi nell'immediato. Allora, prima si è parlato di sostegno alle partite IVA. Sì, è vero, sono stati fatti a maggio, a ottobre e stanno arrivando, se non sbaglio, come hanno detto, i fondi stanziati per i decreti ristori di Natale. La situazione purtroppo è talmente drammatica con questa pandemia che per i lavoratori autonomi se ne è reso conto il governo precedente. Non si può continuare a provvedere di decreto in decreto, bisogna prevedere un ammortizzatore sociale per le partite IVA. Che è stato... Allora, 5 miliardi sul cashback, 5 miliardi sul cashback, 610 milioni sulle rotelle. Ma perché queste spese? Perché? Direttore, che non, però non è anche vero che abbiamo Scusi. appena preso altri 4 miliardi dal fondo SURE, per gli ammortizzatori sociali, e stiamo stanziando il motivo per cui quei 29 miliardi sono stanziati, perché andranno nell'ammortizzatore sociale per le partite IVA. Però non è giustificato, posso finire? Sì, la lascio finire, però non è giustificato perché arrivano a aver buttati via gli altri, cioè, non è una giustificazione. No, quanti ne recupera il fisco di quei 5 quello che diceva sì, però non mescoliamo i temi, stiamo parlando di dare il pane ai piccoli imprenditori e ai lavoratori autonomi. Con questo tipo di ammortizzatore sociale si può dare più continuità al sostegno al reddito a queste categorie che sono state le più colpite. Altro cosa fondamentale da fare nell'immediato è quella di uscire il più presto possibile da questa emergenza pandemica. Ho capito, ma e questa cosa qua si può fare semplicemente con un governo che sia in grado di portare avanti il piano vaccinale. Molto semplicemente. Stanno arrivando anche cure interessantissime come gli anticorpi monoclonali, però c'è bisogno di stabilità governativa per intervenire in sostegno al reddito per i piccoli imprenditori. 160 miliardi abbiamo speso su un anno. Io le sto dicendo, che il governo che ci sarà, perché condivido, sto dicendo cose che sappiamo già. 26, io ho solo detto che il governo che arriverà dia in maniera veloce i soldi a chi ne ha bisogno. Quello che ho detto io è che con questo nuovo ammortizzatore sociale quello che è stato stanziato arriverà. Siamo d'accordo che i lavoratori autonomi sono stati più colpiti da questa pandemia. Finora non è stato così. Abbiamo ancora 12 miliardi, se non sbaglio, di fondi europei da spendere in ammortizzatori sociali. Io da cittadino sento dire abbiamo 12 miliardi, 29 miliardi, 38 miliardi. Ma poi chiedo a chi ne ha bisogno, ma venivano dati? No. Com'è abbiamo e poi Mason mi dice è una bella cifra quella che hanno messo a disposizione, 29 miliardi, e mi riempio la bocca. Poi le chiedo, Lorenzoni, a lei che ha un'attività propria, sono arrivati 600 euro? No. E allora cosa me ne frega dei 29 miliardi? Io non ci credo che non sono arrivati. A tanti non sono arrivati, dai. A tanti sono arrivati, però. Se ognuno... Scomperiti lei è un dipendente pubblico. Anche a chi non ne aveva chiesto. Lei ha sbagliato l'Iban, dai, per favore. Adesso non esageriamo.
Mandiamo ecco perché non ti sono arrivati. Su questo punto. Poi comunque se avevi una aspetta, allora la sapevi pubblicità, se ti erano arrivati. Non so la se, pubblicità. ma vuoi che mi diverta a dire che non sono arrivati? Vuoi che abbia piacere di questa cosa? Se ti dico che non sono arrivati, dei tuoi associati io ti dico che non sono arrivati a 3. A 3. No, su 300. Mi rifiuto di parlare. Faccio come ti muovi. Dai. No, non è così. Ma forse perché ha fatto domanda anche, per esempio, degli assessori regionali? Però vede qual è il problema? Perché è successo anche questo? Le faccio una domanda a Scoppellitti. Sì. Perché i dipendenti statali non viene tolto lo stipendio, visto la crisi che c'è, come ai privati? E lei cosa direbbe? No, cioè tutti quei nel ragionamento che ha fatto Mason, faccio un discorso terra, se uno continua a lavorare perché gli dovremmo togliere lo stipendio? Se su 6 persone, ma io sono chiuso mica per colpa Patrizio mia, Bertini, scusi, ho capito, ma io sono chiuso per nel settore dove lavoro io ho dovuto aumentare il lavoro per pagare la cassa integrazione. Ma vede che c'è uno squilibrio, che ho diminuito il lavoro, il mio lavoro è raddoppiato, allora mi date il doppio dello stipendio. Presidente Bertini, dai, per favore. Scoppellitti, io capisco, io sto facendo un ragionamento non andare dipendente. Ascolti, ho sbagliato in pieno. Io sto facendo un ragionamento che è molto semplice, magari che è esagerato. No? Io nei numeri che ha detto Mason, su 6 persone nel Veneto, 5 che prendono lo stipendio sono tutti dipendenti statali. La domanda mia è: non è vero niente. Il 70% delle aziende industriali hanno continuato a lavorare durante la pandemia. Ma di che state parlando? Ha perso il lavoro, era pubblico. Scusa, voglio essere chiaro. Ho detto su 6 posti di lavoro sta dicendo un'altra cosa lui. 5 sono indipendenti e uno è dipendente. Autonomi, parla bene, autonomi e uno è dipendente. Ma scusa, io sto dicendo un'altra cosa. In Veneto ci sono 5 milioni di abitanti, ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratori. Il 73% di questi lavoratori ha continuato a lavorare normalmente. Cioè non è vero che ha avuto problemi. Cioè la fabbrica di Campodarsego, quella che fanno i Carraro, ha continuato a lavorare. Tutto giusto, Mason? Poi ci sono alcuni commercianti, i ristoranti. Aspetti, scusa, ma io non ho detto niente ancora. Se lei dà dei numeri sbagliati. Vabbè, do dei numeri sbagliati. Li date voi quelli giusti. Ho cominciato alle 11. Patrizio, cosa vuoi? Allora, mi lasci dire una cosa. Sì. Quando tu dici i ristoranti, i bar sono stati chiusi e quello, tu ti dimentichi che c'è una filiera dietro. Ci sono i magazzini dove portano i prodotti, ci sono quelli che fanno i prodotti. Sai quanto prodotto è stato buttato via durante il lockdown? Da paura, buttato via, per fortuna anche li hanno portati a chi aveva bisogno. Patrizio, fermo un attimo. Scusa. Volevo chiedere a Mason. Scoppellitti Mason ha detto che nel Veneto ci sono 5 milioni di abitanti, corretto. Sì. Di questi 5 milioni, 3 milioni e 5 lavorano. Sono lavoratori, dice Scoppellitti. Aspetti, finisco. Sono andato a Spagna. Finisco, lasciatemi. Mason mi lasci finire e poi lei risponde. Io dico quello che dice Scoppellitti, non lo dico io. Scoppellitti dice ci sono 5 milioni, di cui a Spanne 3 milioni e mezzo lavorano. Di questi 3 milioni e mezzo, che saranno 3 milioni, il 70% ha continuato a lavorare. È vero questo dato? Forse di più. Parzialmente vero. Parzialmente vero. Diciamo i numeri esatti. Ma ascoltiamo. Per fortuna che c'è qualcuno di vivo in Italia. Speriamo che continui a esserlo vivo, però. Mi dia i numeri che ho la pubblicità. Allora, sono nel Veneto, parliamo del Veneto in questo momento, se volete parliamo anche dell'Italia, parliamo del Veneto che è più comodo. Nel Veneto ci sono 2 milioni al 31 dicembre 2020, 2 milioni 127 mila occupati. Sono un po' meno di 3 milioni e mezzo. Dentro gli occupati, l'80% di questi sono dipendenti. Dei 2 milioni 127 mila, l'80% sono dipendenti. Il 20% sono indipendenti. Perché continuo a parlare di indipendenti e non di autonomi? È stato chiaro. Perché nel comune sentire per autonomi si intende artigiani, commercianti. Invece quando si dice anche gli indipendenti vuol dire tutte le partite IVA, anche i liberi professionisti. Chiedo scusa della precisazione, ma per aiutare alla chiarezza. Allora, l'80% dei lavoratori, degli occupati veneti
di fatto non hanno avuto grandi conseguenze. Perché? Chi ha continuato a lavorare ha lavorato, punto. Chi non ha lavorato è andato in cassa integrazione, è vero, subendo una decurtazione, perché la cassa integrazione non interviene al 100%, lo sappiamo tutti, interviene circa al 65%, dal 60 al 70% del netto, dello stipendio netto. Questi hanno una loro sicurezza, almeno fino al 31, peraltro col divieto, col blocco dei licenziamenti, almeno fino al 31 marzo 2021 hanno una loro sicurezza. Difatti questi hanno ricevuto cassa integrazione, abbiamo visto l'importo degli ammortizzatori sociali molto alto. Chi non è stato finora, passatemi il termine che non mi piace, chi non è stato finora ristorato? Chi non aveva gli ammortizzatori sociali, cioè i lavoratori, gli occupati indipendenti, cioè questo 20% che da noi nel Veneto vogliono dire all'incirca 450.000. 448.000. È stato chiaro il numero, fermo lì Masone, andiamo in pubblicità, fermo lì. 450.000 persone non sono state ristorate, non sono pochi e quindi il governo dovrà tutelare con gli ammortizzatori sociali, come diceva queste persone. Ne parliamo dopo la pubblicità.